Chi era e sa se è vivo o se è morto? È morto. È morto per volontà della famiglia Santapaolo. E perché è stato ucciso? Questo qui era prima vicino a Salvuccio Marchese e trafficavano in droga, se la facevano al locale della Posata, poi a Salvuccio Marchese non ci è andato più bene, alla famiglia neanche. C'è il modo di Picanerote perché ci interferivano. Non ho capito. I ragazzi di Picanello, diciamo, non ci interessa, ci portava fastidio perché spacciava droga vicino alla Posata, che ci interessava a loro come zona. E è stato assassinato dalla Lei famiglia. come fa a sapere tutte queste cose? Io ero lì Cioè, che significa era lì? e solo ho fatto un passaggio dell'omicidio. Non ho partecipato diretto ma indiretto. Questo passaggio, questo solo per spiegare il suo grado Il di passaggio informazione. è Che significa? un segnale quando sono passato. Cioè ha fatto un segnale agli esecutori? Sì. Sono partiti dalla zona dove eravamo noi altri. Per seguirlo tutta la circonvallazione e poi assassinato. Robertino, non si può dire, vero? Poi ne parliamo. L'opposizione perdura, Presidente. Si parla di modalità. Lo sa già, il signor Avola si è reso conto dei limiti. Lei E conviene abituarlo a rendersi conto preventivamente. avvocato, dell'omicidio lei conosce un tale Stivala? Sì, no, lo conoscevo di vista. Chi era o chi è? Era un trafficante di droga, la morte l'ha voluto Mangion. Esecutore materiale, tutte e due morte. Li posso dire? Presidente, bisogna Non ci avvertire sulle interessa in regole, questo senso. diciamo, dell'interrogatorio, di quello che si può rispondere sulle Presidente. modalità. Non stiamo trattando gli omicidi, Presidente, mentre Presidente. sull'organigramma, chiedo scusa signor consigliere, Signori, su quello che è le signori, modalità. i Ma termini non- della questione ormai sono così chiari, insomma, che non Presidente, diventa poi una io questione. sto cercando di indagare tutto soltanto soggetto. sul movente. Questo omicidio dove è avvenuto e perché è avvenuto? È avvenuto in via Leonica. Era sempre per cosa di droga. Era seduto in un bar in via Leonica. In quale bar? No, il bar il nome non me lo ricordo, comunque quello che c'è nella piazzetta. Quindi la piazzetta non è Viale Ionio, come si chiama questa Poi in piazzetta? bocca via Leonica, con la piazzetta prima che è Galatea, non mi ricordo più. Comunque la piazzetta prima di via Leonica. Piazza Galatea. Lei, mi scusi, perché lei ha detto per questioni di droga, ci vuole chiarire queste questioni di droga? Perché prima mi aveva dato a me l'ordine Mansion, prima di fare l'omicidio, gli altri due imputati, due morti sono poi. E l'omicidio già lo sapevo preventivamente. Sì, non ho capito. Lei ha detto era per questioni di droga. Che significa questioni di droga? Perché quella zona ci interessava a Mansion. E lo Stivala a quale organizzazione apparteneva? Ma che so io lì, Savasta, Cappello, che ne so, comunque non era un amico nostro. Ma spacciava droga oppure Sì, importava e spacciava droga. e la spacciava in quella zona oppure In quella zona, anche in quella zona. Cioè ci portava fastidio che erano lì. Era lì. lei ha conosciuto un personaggio che si chiama Melino Cirincione? Sì. Era il gruppo di San Berillo. Se la faceva a Montepo, gruppo di San Berillo. Lei sa se il Cirincione trafficasse in sostanze stupefacenti? Sì. Addirittura dice che se la prendeva, Che ne faceva uso che anche... ne faceva uso personale. Sì. Lei sa che fine ha fatto il Cirincione? L'hanno assassinato. I Sì. suoi compagni stessi. I suoi compagni stessi. Dove è stato ucciso? Zona di piano tavola. Lei sa il motivo specifico per cui è stato ucciso? Ma dice che aveva dei parenti carabinieri e poi la moglie dice che aveva due fratelli carabinieri, uno capitano, uno un altro sottufficiale,
E poi perché lui faceva uso di stupefacenti insieme alla moglie, per questo motivo, per come la so io. Da chi le è stato riferito tutto questo? Ma me l'hanno raccontato anche gli esecutori materiali questa storia. Gli esecutori sono viventi oppure sono passati a miglior vita? No, viventi sono. A quale gruppo, A miglior vita non lo so, però viventi. a quale gruppo appartengono? Montepo. Paola, lei sa se l'organizzazione alla quale lei è inserito avesse rapporti con uomini politici? Ce l'avevano i rapporti. Io non li conosco, i nomi, però i rapporti ce l'avevo. Che significa lei non li conosce ma sa chi sono oppure non Si ne sa? appoggiavano certe volte al socialismo, alla democrazia cristiana, per dire sempre Andò o quello lì, allora io dico a questo punto. Sì, Andò sono sicuro, degli altri no. E di questo collegamento con Andò come fa a saperlo? Ma perché si è girato, mi sembra che era 87, 88 o prima, per fargli dare i voti a Andò, perché poi, cioè diciamo che si è aggiustato tutto con Andò, si votava tutto per il socialismo, devono cambiare le leggi, le cose, invece hanno peggiorato tutto, cominciando da quello di Palermo. Di rapporti oltre che con uomini politici comunque con appartenenti alle istituzioni? Sa che cosa si intende per istituzioni? Sì. Io non li conosco queste persone. Non conosce le persone o non sa se ci sono rapporti con le Ce persone? l'avevano i rapporti, non li conoscevo io. Cioè, ognuno aveva le sue amicizie, si sfruttavano. E chi aveva queste amicizie? Ma il tipo, un Salvatore Tuccio conosceva Abate, quello conosceva un altro. Salvatore Tuccio conosceva Abate in che senso? Io Abate non- chi? Il cardiologo. E il fatto di conoscerlo di per sé è un fatto lecito, mi faccia capire. Ma dice che era un amico suo intimo, era a disposizione della famiglia Santa Paola. Poi si diceva che In che, Santa Paola, in che senso sarebbe stata a disposizione del... in tutti i generi, disposizione per la famiglia, per cartelle, per un amico di Tuccio che lo mette a disposizione. Ah, che lei sappia, il Tuccio soffriva di aveva qualche sofferenza particolare? No, Tuccio non aveva niente, soltanto che le cartelle glieli faceva come se era sofferente. Sofferente di che cosa? Di cuore, di asma, di queste cose che si occupa il professor Abbatti. Nell'ambito della vostra organizzazione, è mai successo che siano stati commessi omicidi nei confronti di più familiari della stessa famiglia? Ha capito la domanda? Sì, sì. Che mi ricordo come ora, i Pantano. E i Pantano perché sarebbero stati uccisi? Ma il primo è stato ucciso già nell'82 perché era in contrasto con Carlo, con Santa Paola Presidente, stesso. c'è opposizione su questa domanda perché è Io sto stato chiedendo il movente, avvocato. oggetto di altro processo. Poi normalmente passa agli autori. Avvocato, non si bagni Si prima di rigettano le piovere. opposizioni, il pubblico ministero può Motivo, dottore procedere. Bertone, di bagnare prima che piove, poi ho l'ombrello. Si è Ma, pagato 10 avvocato, il fatto che lei Signore, faccia l'opposizione, io il sto chiedendo pubblico il movente. ministero può procedere. Ho portato l'ombrello poi. quindi- Perché sarebbero stati uccisi? Per cose di estorsione.
Tutte e tre o soltanto il primo? No, tutte e tre. Sempre perché facevano estorsione nella zona. Voglio dire, rispetto... E l'ultimo mi sono curato direttamente che andasse, diciamo, a segno il delitto, che mi andava a dire al Dorcolano ogni 2 giorni di fare assassinare all'ultimo dei Pantanali, non mi ricordo come si chiama, Carmelo. E poi L'altro l'ho per sentito dire, l'altro era in carcere e l'hanno buttato in una scarica di rifiuti. Comunque sembra l'organizzazione sta. E questo di cui si è occupato lei è andato poi a buon fine? Sì. Si fa per dire a buon fine? Sì, certo. Io mi volevo interessare per l'altro fratello, quello Quindi che se ne è ora... occupato lei personalmente? Sì, Per ordine di chi? per ordine di Ercolano. Ercolano chi? Aldo. Ci sono stati altri episodi in cui, appunto, questa era la domanda originaria, in cui sono stati uccisi più parenti della stessa famiglia che lei ricorda in questo momento? C'è stato il Marchese che era insieme a suo fratello. Poi? No, io non mi ricordo più. Lei, L'ultimo che mi ricordo sono i fratelli Marchese e basta. ecco, lei ha parlato dei fratelli Marchesi, ricorda il giorno di quell'omicidio? Sì. Il giorno esatto? No. Periodo? No, è stato un paio di mesi prima che mi arrestavano, 92. Lei sa se quello stesso giorno furono commessi altri omicidi a Catania? È stato strangolato Garilli, però è scomparso. Oltre Garilli? Lo stesso giorno? Eh? Poi è morto un ragazzo che era vicino a Claudio Samberi, Ipocoana mi sembra che si chiamava, Giuseppe. E Ipocoana perché fu ucciso? Perché stavano andando a fare un agguato ai Cetti Pigliara, a Fortino, E chi sono questi pigiari? un gruppo di ragazzi che facevano rapine. E quanti ne sono stati uccisi, se sono stati uccisi dei pigiari? Mi sembra uno e uno è ferito, è paralitico. Il cognome lo sa? No, l'ho dimenticato, non me lo ricordo. No, non me lo ricordo. Soltanto il movente per cui furono uccisi e poi credo che Il movente è perché facevano delle rapine alla ditta Bartolini. E allora si interessò al Fio Fighiera e dicendo che avevano seguito questi ragazzi, gli avevano fatto la rapina al camion, però all'atto che ci sono andati per farsi restituire il camion, dice no, noi altri non ce ne abbiamo, camion, non siamo stati noi altri addirittura, e si... Ma perché questo particolare atteggiamento, diciamo, nei confronti della ditta Bartolini? Perché la ditta Bartolini interessava alla famiglia Santa Paola e in particolare a Carletto, aveva interessi personali la famiglia. Che significa interessi personali? Non lo so quali favori personali ci faceva Bartolini, o ci trafficava droga, o gliela portava con i camion, non lo so, comunque c'era un interesse particolare, perché abbiamo fatto anche un omicidio per un orologio, addirittura per Bartolini. Cioè? Gli hanno strappato l'orologio, un Rolex mi sembra al cognato. Al cognato di chi? Di Bartolini? Di Bartolini. E quando ho rintracciato l'orologio già questo qui l'aveva rotto senza fare passare i 3 giorni. Mi faccia capire, cioè Bartolini aveva subito una rapina? O No, il cognato. Il cognato di Bartolini aveva subito una rapina? Uno scippo. Uno scippo di un orologio? Sì. È venuto Bartolini da me dicendo Maurizio sai in via Vittorio Veneto gli hanno strappato l'orologio, è mio cognato, così. E lei che ha fatto? Mi sono messo in giro a Picanello per vedere se questo orologio lo potevo ritrovare, ho trovato i ragazzi che scippavano, hanno scippato l'orologio, mi hanno portato dal ricettatore, hanno scippato l'orologio, mi hanno portato dal ricettatore, il ricettatore dice no, io già l'ho rotto, ora non era passata neanche un'ora che questo orologio era scippato e lui per regola doveva tenere l'orologio 3 giorni, fino a che se non si interessava nessuno lo poteva rompere, ma se si interessava qualcuno lo doveva soltanto ritornare. Quindi c'è una regola per cui il ricettatore deve aspettare prima di sistemare 3 giorni. Per la qualsiasi cosa rubata, sia macchine, oro, quadri, pellicce, tutto ciò che riguarda il ricettato si deve aspettare 3 giorni.
Lei sa di altri omicidi commessi nei confronti di ricettatori? Ma poi altri due li ha uccisi Aldo, perché gli avevano strappato l'orologio a sua mamma, addirittura non erano neanche i veri ricettatori dell'orologio, ma solo perché erano due ricettatori li ha fatti, lui stesso li ha strangolati. In che periodo? 87. E dove è avvenuto il fatto? I cadaveri sono stati ritrovati o no? Sì, sono stati ritrovati in un cofano di una macchina, In che zona? in zona San Cristoforo, lì, in quel quartiere lì. Cosa ha detto? Non ho sentito. Strada 80 Parmi, San Cristoforo, in quelle zone lì, dentro un cofano. Presidente, sono le 2:30, potremmo fare la pausa a questo punto. Sì. Come l'ha saputo? Parlando dello stipendio che era grosso, si parlava del Sigros. Lei ha mai sentito parlare di certo conservo? Ho sentito parlare, però non so soltanto che è amico di Tuccio. Da chi l'ha saputo che è amico di Tuccio? Ma si parlava nell'organizzazione che stavano facendo una società, una cosa, e c'era questo conserva che era amico di Tuccio e si era messo a disposizione. Lei poi ha detto che subentrò Alfio Fichera, è così? Alfio Fichera, sì. Sa dire come mai subentrò il Fichera? Perché andava a prendere lo stipendio Alfio Fichera negli ultimi tempi. Senta, c'è una differenza fra il termine stipendio e il termine pizzo? No, la stessa cosa. Stipendio è detto in modo più pulito di pizzo. Lei sa quanto ammontava lo stipendio per il Sigros? 100 milioni al mese. I Sigros. Perché ha fatto questa precisazione? Perché non è solo il Sigros, tutto ciò che era Sigros per Catania pagavano tutto uno stipendio. Senta, lei quando è stato sentito in data 22 aprile 1994 ebbe a riferire sul titolare del Sigros esattamente in precedenza il titolare del Sigros tale Conservo. Sì, sì. Ricorda- Non me lo ricordavo ora il cognome. Quando lei me l'ha detto me lo ricordo che si chiama Conservo. E questo Conservo quindi in che rapporti era, se possiamo specificare meglio con l'organizzazione? Pagava lo stipendio e faceva qualche società insieme a Tuccio, la famiglia Santa Paola. Però Prego. faceva pagare, diciamo, lo stipendio come il gruppo Sigros. C'era, diciamo, il contatto che avevamo, l'aveva Tuccio il contatto. Quando hanno aperto Città Mercato, c'era il gruppo dei Sigros. Allora, questo stipendio venne pagato originariamente dal Conservo, è così? Sì, Successivamente ricorda cosa avvenne? poi c'è stata la distruzione del Sigros, Per quale motivo vi fu la distruzione del Sigros? perché Santa Paola si voleva imporre su tutto e su tutti, perché veniva da fuori, perché ha avuto problemi con il cognato Giuseppe Ercolano, In che senso ha avuto problemi? ma perché, come si lamentava lui, il suo cognato stava facendo i suoi porci comodi, si stava ingrossando, si prendeva soldi soltanto lui, non pensava per la famiglia. Quando parla di suo cognato, a chi fa riferimento? A Giuseppe Ercolano. Giuseppe Ercolano. Lei ha detto che il nuovo proprietario del Sigros l'ha ricordato chi era? No, Sempre quando venne sentito il 22 aprile ebbe così a dichiarare: accadde poi che cambiando la proprietà del Sigros il nuovo titolare, cioè il gruppo Rinascente, gruppo Rinascente, sì. ricorda adesso? Sì, sì.
E a Fighiera andavo a prendere sempre lo stipendio lì. Cosa accadde allorché il Sigros fu acquistato dal gruppo La Rinascente? Lo ricorda Avola? No. Lei ricorda di aver parlato con qualcuno di questa vicenda del Sigros oppure di aver assistito a qualche discorso nell'ambito dell'organizzazione? Quando venne sentito Avola ebbe così a dichiarare sul punto: il gruppo Rinascente non volle in un primo momento continuare il rapporto estorsivo con la nostra organizzazione. Poi il sequestro. Si decise quindi che bisognava dare una severa lezione in modo da spingere la nuova proprietà a rivedere la propria posizione. Ricordo che andai a trovare con Marcello D'Agata Nitto Santapaola, che all'epoca si trovava a Masco Lucia nella casa di quello del gas, per fargli una visita. Ricorda di questo incontro, Avola? Io mi ricordo che poi a Fighiera mi disse che dovevano sequestrare il proprietario per dargli una lezione, cose che poi hanno fatto. Senta, ricorda se in quell'occasione vi era qualcuno insieme al Santa Paola Benedetto? Aldo Ercolano c'era. Lei sempre il 22 aprile ebbe così a dichiarare: lì trovammo Natale di Raimondo e Nino Pulvirenti, che già discutevano con il Santa Paola delle iniziative da intraprendere nei confronti della proprietà del Sigros. Sì. Sta ricordando adesso Avola? Sì. Ricordo che il Santa Paola era infuriato e diceva che bisognava fare una cosa eclatante e fare squagliare tutti i cosi e dimostrare a tutti, con evidente riferimento ai proprietari del Sigros, che qui eravamo in Sicilia. Sì, io lo dico. Lei ricorda se il Santa Paola ebbe in quell'occasione a dare incarico a qualcuno per questa vicenda? L'incarico l'ho dato a Pulvirenti, al figlio di Pulvirenti, e a Natale, Natale chi? di Raimondo. Ci andarono ragazzi da Moppassotto e ragazzi di Natale di Raimondo. Sent'Avola, ricorda se in quell'occasione si discusse sulle modalità esecutive per il compimento dell'attentato? Al Sigros, chiaramente. No, si parlava di sequestrare tutti, di bruciare tutto, ma non ho partecipato io personalmente. Cioè si doveva interessare a Natale e Nino Polverenti. Ricorda come andò a finire questa vicenda? Che l'hanno bruciato. E successivamente come furono i rapporti? No, pagavano ogni mese regolarmente poi. Da chi ha saputo questo che poi i nuovi proprietari pagavano? Da Alfio Fighiera. Lei ha parlato di Aldo Ercolano. Circa il ruolo di Aldo Ercolano in questa vicenda del Sigros, come ne ha conoscenza? Ma Aldo Ercolano era un vicerappresentante, era al corrente di tutto. Ma questo diciamo è una sua conclusione in base alle regole dell'organizzazione oppure questa sua conoscenza sul ruolo dell'Ercolano le deriva da qualcos'altro? No, perché è un vicerappresentante e poi non mi ricordo se ne abbiamo parlato. Che lei ricordi, quella fu l'unica occasione in cui si ebbe a parlare del Sigros? Non mi ricordo.
Lei ha parlato stamane delle riunioni che si tenevano periodicamente da parte dei componenti della famiglia. Ricorda se in qualcuna di queste riunioni si ebbe a parlare del Sigros? No, non mi ricordo. Nell'ambito della sua organizzazione, ha mai sentito parlare della vicenda Standa? Sì. Può dire alla Corte in che contesto? Che si stava occupando di bruciare le stande Samberi. Dopo le stande si sono cercati i contatti con il direttore della standa, dopodiché si sono incontrati una persona di Milano insieme a Aldo e Santa Paola. L'incontro l'ha fatto Tuccio. Con chi si incontrarono? Dell'Utri. Come fa a sapere di questo incontro con il Dell'Utri? Dell'Utri chi? Il nome lo ricorda? Marcello. Avola, come sa di questa vicenda? Chi gliene ebbe a parlare? No, erano a casa di Aldo. Tuccio e Aldo Ercolano. A casa di Aldo dove? Via dove abitava Aldo. L'epoca la ricorda in cui si verificò questo episodio? Dopo il 90 è stato. Chi era presente in quell'occasione? Chi era? Presente, Avola. Tuccio e Aldo era. Ricorda i termini del discorso? Di avere un contatto con questa persona tramite altre persone che conoscevano loro, non lo so chi, erano catanesi, palermitani, non lo so, per fare questo incontro con Dell'Utri. E lei sa se questo incontro avvenne? Sì, poi Tuccio tornò da fuori e ha detto che l'appuntamento l'aveva fatto. E ricorda come era andata a finire? Parlò, aggiunse qualche altra cosa in merito a questa vicenda? No. E l'incontro del Tuccio dove si sarebbe avuto? A Messina. Come fa a sapere che l'incontro si ebbe a Messina? Perché l'ha fatto il Tuccio a Messina. Quando parla di Messina, a quale luogo fa riferimento? No, non lo so dove l'hanno portato a Messina. Rispetto, innanzitutto lei ha detto fu dato incarico a Samperi, così? Sì, L'incarico di fare che? di bruciare le stande, diverse stande erano. Ora, questo episodio e questo discorso relativo al Dell'Utri, in che tempo si colloca rispetto all'incendio della standa? Cioè prima o dopo? No, dopo. Ricorda in quale luogo apprese poi che l'incontro fra il Tuccio e il Dell'Utri vi era stato? È sempre a casa di Aldo. Ebbe a specificare il Tuccio in che cosa era consistito, come era stato il discorso, come era andata questa vicenda? No. Avola, lei ha mai sentito parlare del Partito Nuovo? Sì. Può indicare alla Corte che cos'è il Partito Nuovo? Il Partito Nuovo è che tornava Eugenio Galea da Palermo e parlava che Reina voleva fare un partito nuovo e ne parlava con Marcello, con Aldo, ricordo se c'era in un'occasione c'era Santa Paola, nell'altra no, e invitava Marcello D'Agata ad andare a Palermo, che Reina era a metà strada fra Palermo e Catania.
e dove Marcello si è rifiutato di andare, non si voleva incontrare con nessuno, e parlavano di questo, di fondare questo partito nuovo, di inserire persone pulite all'interno, tutte queste belle cose. Senta, lei ha parlato di 2 incontri. Innanzitutto, in che tempo si sarebbero avuti questi incontri? E questo discorso del Partito Nuovo a quando risale? 92. E la ragione di questa formazione politica nuova, da cosa era dettata? Lei l'ha mai saputo? Ma perché si erano rotti i rapporti con la democrazia, non c'erano più regole, non avevano più agganci politici, la cosa nostra a Palermo e a Catania. Lei ha parlato di 2 incontri. Il primo dove doveva aversi? Allora, lei ha parlato di 2 incontri? Sì, sì. Uno l'abbiamo avuto, è venuto Calea all'Ambassador e l'altro a Zialisa, altro posto dove eravate tante Santa Paola. Allora, è venuto che lei all'Ambassador. Chi erano presenti all'Ambassador? Chi erano Io. le persone presenti? Io, Marcello e Alder Colà. Cosa disse esattamente il Galea in quell'occasione? Galea diceva che si era incontrato che i forestieri, per come li chiamava lui, ma altri anzi, e avevano esposto questa cosa, se avevano persone nuove da inserire in un partito perché si doveva formare questo partito nuovo. Allora Marcello prende la discussione perché di politica ne capisce un po' e il Galea lo invita ad andare da Reina, che era a metà strada come parlavano loro. Però Marcello si è rifiutato di andarci, dice no, a me non mi interessa, non mi devo incontrare con nessuno, non ci è voluto andare, va. Poi ha parlato di un altro incontro, E poi a Zialisa. Com'è che si ebbe questo secondo incontro a Zialisa? Perché andava da Santa Paola, era la casa, gliel'aveva cercata Iello, era da Iello, a Zialisa. E dov'era esattamente a Zialisa? Per prendere verso la superstrada lì, dopo Zialisa, la strada per Palermo, diciamo. La casa di chi era? Se non sbaglio era di Aiello. Lei ha preso parte a questo incontro? No, io ero lì, non è che ho preso parte, Come? ero lì con Marcello, Chi era presente oltre lei e Marcello Marcello chi? d'Agata. Se non mi sbaglio c'era il suo nipote, lui e Alder Colà, Suo nipote chi? Enzo, Enzo come? Santa Paola. Il nipote di Benedetto Santa Paola. Sì. E quindi c'era Aldo Ercolano, Marcello D'Agata, lei e il Santa Paola, il Vincenzo Santa Paola? E il Galea, sì. E il Galea. Cosa si discusse in quella... Forse c'era anche Aiello però, non mi sto ricordando. Cosa si discusse in quell'occasione? Si discuteva sempre questo fatto di questo partito nuovo, che dovevamo formare questo partito, ci volevano persone nuove, se avevamo persone nuove da inserire. Sempre la solita cosa. E ricorda se il Santa Paola ebbe a dire qualcosa in quell'occasione? Santa Paola Benedetto. Ma ora non mi ricordo che cosa diceva. Lei ha avuto mai in animo, durante i periodi di detenzione, di organizzare un'evasione? Sì. Carcere di Catania, Quale carcere? Piazza Lanza, In che epoca? 93. Ricorda per quali ragioni aveva intenzione? Eravamo in 3 che volevamo evadere. Vi era un motivo particolare? Ma io perché avevo l'omicidio di Leo. Poi c'era il figlio e il nipote del Mappassotto, Rannisi, Grazioso, e poi volevamo prendere dalle celle Lina Pulfirenti.
Come mai poi non... Ma perché Marcello D'Agata diceva che mi faceva uscire con i miei piedi, che non c'era bisogno. faceva che- uscire? Con i miei piedi stessi, come ero entrato uscivo. Diceva no, così è una cosa troppo eclatante perché volevo fare mettere un'autobomba dietro il muro di cinta, mentre che giocavamo a pallone ce ne andavamo di lì con 2 o 3 motociclette. Invece lui dice che era una cosa troppo eclatante, non si poteva fare, tutte queste belle cose. Cioè, non ero in grado di organizzare sta cosa. Ricorda se il D'Agata aggiunse qualche altra cosa in merito a questa vicenda, cioè per evitare questo discorso Si dell'evasione? dice che tutti i pentiti se li legava a una caviglia. Tutti? I pentiti se li lega a una caviglia. Tutti i pentiti si rilega? A una caviglia. Che significato ha questa Che espressione? non valgono niente i pentiti, li smonta, cioè quello che stava nascendo i pentiti non valevano più niente. Cioè che le cose si erano aggiustate, non ti preoccupare di niente, i pentiti ce le chiamano caviglia, uscirai con i tuoi piedi. Io non ci ho creduto e sono qui. Senta, il discorso del Partito Nuovo sa come ebbe a finire? No. Tavola, ha mai sentito parlare della Falange Armata? Sì. In che termini, in che occasioni ha sentito parlare? Presidente, chiedo scusa, io non è che voglia formalizzare sul piano tecnico, però dico, lo scandaglio sulle mere intenzioni o sulle dicerie è rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti, dico, oppure sarebbe il caso, dico, valuta la Corte di ricondurre l'esame su oggetti specifici che nulla hanno a che vedere con le mere intenzioni o con narrazioni di impossibile Avvocato, verificabilità. mere Dico, per menzioni lo sta carità, dicendo lei, poi per dicerie carità. è un'altra sua dico, la Corte espressione. valuta, dico, la pertinenza di questo Ma appunto la scandalo, valuterà poi, per la carità, Corte. sì, infatti. È l'avvocato Antilla, per ricordare. Che interviene, si rigetta l'opposizione, può proseguire. Prego, Avola, stava parlando della Falange Sì. Armata. Che quando si doveva fare qualche cosa eclatante non si doveva rivendicare la Falange Armate. Cioè fare un paio di telefonate come Falange Armate. Tipo quando nel 90-91 hanno mandato a dire di Palermo di fare qualche cosa, di mettere qualche bomba nei traghetti, tutto ciò che si riferiva allo Stato colpirlo. Addirittura Salvatore Reina mandava a dire di colpire un camion dei militari, proprio ragazzi che non c'entravano niente, e di sparare su questi ragazzi che si ritiravano del loro servizio. E si è rifiutato sia Santa Paola che Marcello, c'è stato un po' dice ma è pazzo, ma non può essere sparare su questi ragazzi che non c'entrano niente. Questo discorso che il Totorina aveva dato queste disposizioni, lei come lo sa? Perché io dovevo essere uno di quelli che dovevo sparare? Avevano descritto già il ponte, un ponte che porta verso Enna, tutte queste Chi le belle aveva cose. dato l'incarico in tal No, noi senso? eravamo insieme, io e Marcello, Eravate dove? lì al Model, e si parlava. E questo discorso lei l'ha preso per la prima volta dal Marcello, penso D'Agata. Sì, E invece per quanto riguarda le rivendicazioni, che poi se facevamo queste cose si doveva vendicare Falange Armate. Comunque c'era Enzo Santa Paola che anche senza fare niente, qualche telefonata Falange Armate la faceva. e questa disposizione di rivendicare eventuali attentati con questa denominazione, chi l'aveva data? Da Palermo veniva. Da Palermo. Lei ha detto che Enzo Santapaola qualche telefonata in tal senso la fece. Ricorda qualche caso specifico in tal senso? No, Senta, nell'ambito della sua organizzazione ha mai sentito parlare di Pippo Baudo? sì. Si deve parlare non negativamente. Cioè, che se quando è stato il fatto della bomba è stato soltanto per un capriccio di Marcello D'Agata e basta. Non è per soldi né per estorsione, solo perché si è presentato nella trasmissione di Costanzo. Indomani ci siamo visti da Marcello, ma questo qui che si permette di parlare così. Aspetti, di cosa Avola, nostra. parliamo più lentamente in modo da non ripetere poi più volte lo stesso discorso. Allora, questa vicenda dell'attentato alla Villa Baudo, Mm.
Non è stata né per soldi né per niente, è stato soltanto che si è presentato in una trasmissione di Costanzo, Chi si è presentato? Baudo. Sì. Indomani, quando ci siamo visti al modo, Marcello dice: ma non l'hai sentita la cosa che ha fatto lì Pippo Baudo? Ha parlato male della Cosa Nostra, dice lui non deve parlare di queste cose, deve fare i suoi fatti. Ci andiamo da Aldo. Andiamo da Aldo e gli espone il fatto a Aldo chi? Aldo Ercolano, Dove si trovava? a casa sua. E gli dice: Marcello, ci facciamo saltare, dice, la villa, dice, così questo qua dice, si sta a modo, vai, non... Altro dice: no, dice, vai, in zio, detto il Benedetto Santa Paolo, dice, spogliatelo qui. Siamo andati lì, ha dato l'autorizzazione, dopo una settimana mi sono interessato, ho cercato... Ascolti, e allora, aspetti, siete andati lì dal Santa Paola chi? Benedetto. Sì, ma chi eravate? Io e Marcello. E dove si trovava il Santa Paola in quel... A Zia Lisa. A Zelisa. Chi c'era? Voi avete parlato col Santa Paola? Sì. Chi erano i presenti oltre voi? No, io, Marcello D'Agate e Santa Paola. Cioè, Aldo ci manda da suo zio. Nel frattempo si parla per Costanzo e Come andà? di bruciare il locale lì, i Parioli, solo che dice no, ci stanno pensando i palermitani. Aspetti, ora, come andò il discorso esattamente? Allora, vi siete Siamo presentati andati da al Santa Paola? No, prima siamo andati da Aldo. Sì, da Aldo ci siete andati, poi siete stati dal Santa Paola Benedetto. Come andò il discorso allorché vi siete recati al Santa Paola? Niente, Marcello che dice l'ha vista la trasmissione, lei dice l'ha vista la trasmissione di cosa? Mi sembra che gli avrebbe detto no. E dice parla malissimo, questo parla di mafia, di Cosa Nostra, che è giusto, qua là, dice facciamo salutare, dice la villa, ma dice fai tu. E si è interessato Marcello. Io quando siamo ritornati al bar sono andato da De Cereali, ho cercato Annuccio, come si chiama? Via Citano. Dopo circa una settimana si è fatta l'operazione. Chi andò a parlare con Nuccio Iacitano? Io. Ce lo sono andato a cercare, non c'era, sua moglie gliel'ha detto e è sceso lui al motel. E si è interessato lui, è sceso con due E ragazzi. al motel chi ha parlato con Nuccio Iacitano? Io e Marcello. E in quell'occasione Nuccio Iacitano cosa ebbe a dire? No, non poteva dire niente, ha detto sì, ora mi interesso, sapeva già che non c'era il guardiano, quando c'era, ce l'aveva già sotto mano questa cosa. Senta, lei ha fatto riferimento anche al Costanzo, questo discorso relativo al Costanzo quando venne fatto? Sempre lo stesso giorno. Aldo mi ha detto a me si stanno interessando i palermitani e basta, senza bruciare e senza fare niente. Ci stanno pensando. Come mai il discorso sull'Ercolano riguardo al Costanzo dove avvenne? Eravamo a casa di Aldo. E quindi non avvenne poi dal Santa Paola questo discorso? No. Avola, prima diciamo di questa vicenda in cui si ebbe a discutere del Baudo, lei sa se nel passato vi erano mai stati contatti o discorsi relativi al Baudo nell'ambito della vostra organizzazione? No. Io so che gli avevano fatto un favore tanto tempo prima al padre, però no a Pippo Baudo. Lei
Sa poi con quale modalità fu portato a compimento da parte del Nuccio Coscia, come ha detto, l'attentato? Sì, mise una bomba e del gas, di bombole di gas. Lei ricorda chi materialmente ebbe ad operare? No, no. Ragazzi che aveva vicino Nuccio. Avola, quando venne sentito in data 27 aprile 1994, con riferimento agli esecutori materiali, aveva così detto: mi risulta soltanto che tra questi vi era certamente un ragazzo che per lungo tempo era stato emigrato in Germania, Sì. e che solo recentemente era tornato in Italia. Lo ricorda? Sì, perché Nuccio scese con questo ragazzo. Portò al modo questo ragazzo che era stato in Germania. Gli dice che ne capiva di esplosivi, di cose, si è interessato lui, insieme a questo ragazzo e altri ancora. Avola, lei ha fatto riferimento a Vincenzo Aiello nel corso del suo esame. Sì. Ricorda quando ha conosciuto Vincenzo Aiello? Verso il 90, 89, anche prima, 88. 88, sì. Ricorda l'occasione in cui ebbe a conoscerlo? Sì, nel cosa dei cammini che c'ha il padre di Aldo, Pippercolano. In quell'occasione si discusse qualcosa in particolare? Per Aiello si parlava sempre e solo ed esclusivamente di ucciderlo, poi è diventato uomo d'onore, non lo so perché ha avuto questi cambiamenti. Ma prima si parlava malissimo. Chi ne parlava Ma malissimo? E chi sia- aveva intenzione di ucciderlo? Sia Aldo che suo padre. Le ragioni non le conosce? No, no, sempre cose di soldi però. Gli ha detto uomo d'onore? No, no, questo è il 90 comunque. E lei fu presentato ufficialmente poi come uomo d'onore? Sì, sì, E l'occasione che lei ha citato? non mi ricordo quando me l'hanno presentato. Circa il ruolo ricoperto dall'Aiello all'interno dell'organizzazione? Era cassiere, Come ha detto? cassiere era, teneva la bacinella lui. Lei sa se si occupava di altro anche nell'ambito dell'organizzazione? Ma si incontrava con i palermitani per droga, per estorsione. Come sa che si incontrava con i palermitani per droghe ed estorsioni? Perché ne parlavamo con Marcello lì che lui andava lì per comprare terreni, trafficare, così. Ma questa attività la svolgeva per proprio conto o la No, svolgeva... no, per conto della famiglia. E lei ha detto andava a parlare con i palermitani per droga, questo come lo sa? Perché io ne parlavo con Marcello, che era immischiato anche lui nella droga, nei terreni. Ma le accennò qualche episodio, qualche fatto specifico il Marcello D'Agata? No, il Marcello aveva soltanto di lamentarsi che tutti guadagnavano un sacco di soldi, effettivamente noi altro modo, se non facevamo rapine potevamo morire soltanto di fame. Il Marcello si è lamentato sempre di questa cosa, cioè perché loro pretendevano che uno campa con 2 milioni al mese, 1,8 milioni, questi qui, la cosa nostra è così.
O droga o di aranci. Però Marcello tutti questi grandi soldi non li ha guadagnati mai con la droga perché non ne trafficava, aspettava che io facevo qualche rapina per prendere ossigeno, perché poi lui il rapina non ne faceva oltretutto. Senta, in merito invece all'attività di cassiere dell'Aiello, lei vi ha avuto rapporti specifici? Sì, una volta mi ha fatto dare Aldo Ercolano 100 milioni che dovevamo comprare un'agenzia di, come si chiama qui, della Celere a Messina, come anticipo, Cioè gliel'ha dato l'Aiello? di Metronotte, sì. Si stavano vendendo un'agenzia e Aldo gli ha detto a Aiello devi portarmi 100 milioni. E gliel'ha dato direttamente? Sì, e me l'ha portata a casa. E poi questa vicenda come andò a finire? Che l'agenzia non l'hanno venduta più e i soldi non mi ricordo che fine hanno fatto. Era tramite i poliziotti che stavamo comprando questa agenzia. Come ha detto Avola? Tramite i poliziotti Barcella e D'Aquino, che conoscevano questo qui a Messina che doveva vendere questa agenzia. Le ricorda come andò a finire poi questa sua attività di cassiere? Ma poi c'è stato un periodo che è scomparso, si cercava Staiello che aveva tutti i soldi, si cercava per diversi mesi, lui cambiava sempre casa, Sando Battaglia lo cercava sempre, non lo trovava mai. Non lo so che fine ha fatto poi. Non so neanche se è in carcere. In che periodo Sto parlando lo si 92, cercava? 92-93. Dopo la prima operazione che ha fatto la magistratura, che era 92, fine 92 inizio 93. Chi lo cercava il Battaglia? Sì, per vedere che fine aveva fatto, che all'organizzazione servivano soldi, cose, e questo qui era irreperibile. Di questa vicenda relativa alla società di Vigilantes, con chi ne parlaste poi, oltre le persone che lei ha indicato? Se ve ne erano altre, chiaramente, persone. Ero io, Marcello, ne parlammo con Aldo e poi Santa Paola ha autorizzato a comprare questa cosa. Come sa che il Santa Paola ha autorizzato? Perché per uscire 100 milioni ci vuole il suo, insomma si deve dare una giustificazione a questi soldi dove vanno a finire. Che poi tutti erano anticipo, era 500 milioni, 100 milioni era soltanto un anticipo. Lei stava rispondendo, forse mi sono distratto io, questo affare come andò a finire esattamente? No, non si concluse l'affare. La ragione la conosce? No, perché si interessarono lì Grazioso, ci interessava loro, ci sono state discussioni diverse, questi qui Barcella gli voleva sparare, poi si è aggiustato tutto, ma non è successo niente. Avola, se può parlare un po' più lentamente in modo che comprendiamo. Sì. Allora, per quale ragione non andò in porto questo affare? Perché poi si interessarono i fratelli Grazioso che ci interessava a loro, era un amico suo, questo qui si parlava addirittura che voleva fare la truffa e poi ha saputo che era appartenente al clan e allora si è tirato indietro, cioè praticamente voleva fare sta truffa. Si tirò indietro il Per come rappresentante? mi diceva il Barcella, io non ci ho parlato mai con questo. Cioè praticamente questo qui, prima siccome ci sembrava che erano solo i due poliziotti, gli voleva fare la truffa di qualche 100 milioni. Poi ha capito che c'era l'organizzazione dietro perché i Graziosi gliel'hanno detto e si è tirato indietro. Lei conosce Alfio Aiello? Di vista, Sa dire alla Corte chi è Alfio Aiello? il fratello di Vincenzo. Lei sa se l'Alfio Aiello sia o meno inserito in qualche organizzazione? No, il fratello ha la società di frutta, forse con Santa Paola, però non ne sono sicuro. Con Santa Paola chi? Benedetto, ma non ne sono sicuro. C'era vicino all'organizzazione tramite il fratello. Lei sa se l'Alfio Fichera ha avuto rapporti con l'organizzazione? Alfio Figuera? Alfio Aiello, chiedo scusa. Sì, era vicino, diciamo, a fare qualche fuori all'organizzazione. A me non me ne ha fatte mai, comunque era a disposizione. In che senso? Lei ricorda qualche episodio in particolare? No, non me lo ricordo qualche episodio.
Sì, ci incontravamo certe volte, qualche volta, anzi ci sono andato io lì dove vendeva la frutta, zia Lisa, cose, al deposito, però il capannone era a disposizione effettivamente. Dove si trovava il capannone? Lì, al mercato ortofrutticolo. Lei vi si è recato? Qualche volta sì. Lei ha detto era a disposizione il capannone. Come mai poteva essere a disposizione? Ricorda qualche ragione particolare per la quale fu messo a disposizione? No, era perché era, diciamo, un amico, come fratello, un uomo di Cosa Nostra, lui è un amico, no? Lei l'ha conosciuto personalmente? Sì, l'ho incontrato qualche 2 volte e poi l'ho incontrato in carcere. Lei sa se Enza Aiello o Alfio Aiello avessero attività all'estero? No. Conosce Aiello Giuseppe? No. Perlomeno non mi sto ricordando su Giuseppe Aiello. Lei ha parlato del gruppo di Montepo. Ricorda chi sono i componenti del gruppo di Montepo? Posso ricordare quelli più in vista. Era Natale di Raimondo, Salvatore Pappalardo, Franco Spascio e altri ragazzi che aveva vicino che io non conosco benissimo. C'era Pagliolo, i fratelli Pagliolo, però non me li ricordo gli altri. I Catine ci andavano, facevano parte del gruppo di Montepo. Senta, la vostra organizzazione ha mai compiuto, o componenti della vostra organizzazione hanno mai compiuto attentati in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza? No. Cioè attentati come esplosione e cose parlano? No, come eliminazione fisica, tentativi di eliminazione fisica. Sì, l'ispettore Lizzi. Chiedo scusa Presidente se procediamo lentamente, ma abbiamo necessità di verificare, consultare gli atti. Avola, in data 5 maggio 1994, allorché riferiva dei gruppi e dei componenti dei singoli gruppi, allorché ebbe a parlare del gruppo di Montepo, oltre alle persone che ha menzionato poc'anzi, ha indicato anche Giuseppe Aiello. Sta ricordando? Ho capito ora chi è Giuseppe Aiello, sì. Lo sta ricordando Avola? Sì, fatto del carabiniere. Può riferire in merito a questo fatto? Il medio di questo fatto era lui, stavano facendo una rapina di un tir, lui e Franco Spascio, è arrivata questa pattuglia e è esploso questo colpo di fucile al poliziotto, ma è stato causa la rapina, carabiniere. Io non mi ricordavo perché lo chiamavamo Peppuccio, per questo quando mi ha detto Aiello... Lo chiamava Peppuccio? Sì. E senta, ricorda di averlo conosciuto personalmente? Sì, anche in carcere è stato un paio di mesi con me. In che periodo e in quale carcere? Piazza Lanza 93. Come sa che è coinvolto in quella vicenda che ha menzionato? Lui me l'ha raccontato. Ha avuto modo di incontrarlo successivamente o in altre occasioni? No, poi mi hanno trasferito e a me non l'ho incontrato più. Cioè, scendevamo lì per giocare a pallone, cose, e mi ha raccontato questa storia. Ma la prima volta che le fu presentato, la prima volta che l'ha conosciuto, quando è stato? È quella che le ha indicato il carcere? No, io lo vedevo lì a Montepo vicino a Natale, cose, ma non avevo un'amicizia, diciamo.
Può dare una descrizione fisica di questa persona? No, come ora non neanche me lo ricordo. Aleccio Antonino lo conosce? Sì. Quando l'ha conosciuto? Un paio d'anni fa a Picanello, Appartiene a qualche organizzazione? al gruppo di Picanello. Lei ha mai commesso reati insieme alla Lecci? Sì, abbiamo fatto un triplice omicidio ad Aci Catene, Quando? nel 91-92. I nomi delle vittime le ricorda Avola? No, erano ragazzi che rubavano macchine, spacciacarrozze. Queste persone ricorda se venivano chiamate in qualche maniera? Pilo Rosso. La ragione dell'omicidio? La ragione dell'omicidio è che questi ragazzi avevano fatto un furto a un Jaguar alla Scogliera. Questa Jaguar interessava a Mangion, Francesco Mangion. Dopo che mi sono interessato per ritrovare questa macchina, dopo neanche un paio d'ore la ritrovo, la macchina già avevano rotto documenti e targhe, cose che l'ho spiegata prima non si può fare, si deve tenere tutto ciò che è rubato a 3 giorni. E mi hanno ritornato la macchina, l'ho pagata, addirittura hanno voluto i soldi, non mi ricordo, 1.500.000, non mi ricordo comunque, anzi di più. E mi hanno restituito la macchina senza documenti e senza libretto e senza targhe. Dice, siccome dice queste macchine se ne trovano poche, dice non avevamo intenzione di ritornarla a nessuno, vi siete presentato per l'altro, vabbè grazie, dice che cosa, ha voluto lo stesso i soldi. Io lo riferisco a Mansion, soldi che non mi è ritornato, di tasca mia, gliel'ho messi. E dopo dice questo qui la debbono pagare. Va bene, Zoiotto, la debbono pagare. Dopo un paio di mesi, 1 o 2 mesi, mi manda suo nipote, che dove era latitante in via Battello, dice ti deve parlare zio Iozzo. Ci vado. Aspettiamola, chi è suo nipote? E quello che gli dava l'ospitalità a Mansion. Ricorda il nome? No, non me lo ricordo, è bassino, un po' tarcato. Un ragazzo di qualche 28 anni, 25, 28, 30. Ci vado e mi dice, Maurizio, come è finita con quella discussione, quella cosa che ci hanno fatto, la macchina che ci hanno rubato, hanno fatto sto sgaro, ce la debbono pagare questi ragazzi. Io, obbediente, come sempre, mi organizzo, mi cerco i compagni giusti, vado a Picanello, Daiello, c'era Carlo, Carlo chi? Carletto Campanella, Salvatore Cristaldi, Pinuccio Di Leo e Ernesto Carbonaro. Mi faccio fare un Alfa 33 di Re e partiamo 2 macchine, una Fiat 1 e un Alfa 33. Entra la 33, colpisce i fratelli di Pelo Rosso con un altro ragazzo che era lì dentro e ce ne andiamo. Contemporaneamente però lì scaturisce. Avola, ascolti, il ruolo esatto della Lecci in questo omicidio qual è stato? Killer. Uno di quelli che ha sparato è stato. Ha sparato lui, Giovanni Comessi e Pinuccio De Leo. Basta così. E Carbonaro. Erano 4 nella macchina. Senta, lei ha commesso altri reati con la Lecci? No, poi ne so diversi di Alecci, ma insieme a lui no. E cosa sa di diversi Lecci? Ma so che è stato lui a uccidere Colombrita. Altri fatti? Qualche altro omicidio che ora non mi sto ricordando. Senta, questo di Colombrita come lo sa? Presidente, mi scusi, mi pare che stiamo andando un po' troppo in profondità. Io sostituisco il difensore di Alecci, mi pare che non siamo più nel tema dell'associazione. Finora. Io mi sono limitato, sto cercando soltanto di esplorare il ruolo della Lecci. Signor Pubblico Ministero, Ho anche bloccato il collaborante. Ho proposto una Si ammette eccezione. la domanda. Si ammette la domanda. Appunto. Si parlava nell'organizzazione di questa Lecci che aveva fatto qualche omicidio, tipo il Colombrita, qualcuno ora che non mi ricordo il nome, del morto. Era vicino a Pippo Licciardello. Pippo Di Giartello chi? Era cugino di Mangion. Sì.
e Pippo Ricciardello è morto a causa di questa triplice omicidio, perché siccome l'appoggio che avevamo lì ad Aci Catena era una casetta di Alecci e di Pippo Ricciardello, ce l'avevano affittata loro. E Pippo si lamentava con Carletto, con Salvatore Cristaldi, come perché Alecci si era confidato con Pippo Ricciardello dicendo che la sera prima avevano fatto questo triplice omicidio e si erano rifugiati nella casa di Pippo Ricciardello. E questo si lamentava con Carlo e con Cristaldi, dove diceva: me lo dovete dire questa cosa, una cosa così importante, e già che lui era in difetto perché questo povero disgraziato non capiva che cosa era la cosa nostra, ero convinto perché Carletto mancava da 5-6 anni di Picanello e Salvatore Cristaldi comandava ormai lui a Picanello, perché era soltanto un poveretto, non sapeva le regole. È stato assassinato per questo motivo, perché non doveva sapere certe cose, si comportava male con Carletto, con Salvatore Cristaldi, invece che non sapeva le regole. Lei ha saputo di altri reati commessi per conto dell'organizzazione dalla Lecci? Qualcuno che ora non ricordo, qualche altro omicidio. Reati diversi dall'omicidio? Ma ha fatto qualche rapina. L'hanno arrestato, mi sembra, per rapina in via Tennea, un'altra festa di via Tennea. Poi lui faceva usura, droga. Che faceva usura e droga, come lo sa? Nel gruppo di Picanello tutti facevano usura e droga. Lei sa di qualche episodio specifico relativo all'utilizzo o comunque al traffico di droga da parte della Lecce o all'usura? No. Si sapeva che faceva usura e vendeva droga. Lui, Enzo Cautullo, Di Bella, Robertino, Suraniti, un po' tutti la vendevano. Alioto Francesco lo conosce? Sì. In che rapporti era, se ne aveva, con l'organizzazione vostra? Era un amico dell'organizzazione, amico intimo di Salvuccio Marchese. Cosa vuol dire amico intimo? Era un amico intimissimo del Marchese, aveva rapporti familiari anche. Che lei sappia, l'Alioto ha avuto rapporti con l'organizzazione vostra? Chi Alioto? Al di là dei rapporti di amicizia di cui ha parlato? No, che mi risulta a me dall'epoca che c'ero io, no. Sapevo che si metteva a disposizione della famiglia, ci faceva fare qualche riunione, qualche cosa, non ci diceva no, anzi una volta si è lamentato il fatto che eravamo riuniti alla Racchetta per discutere della strage del Montescello e Carletto gli ha fatto bruciare, perlomeno me l'ha detto a me, gli ha fatto bruciare la Costa Azzurra. E questo episodio della riunione alla Racchetta in cui l'Alioto si sarebbe lamentato, in che anno è avvenuto, lo ricorda? 89, 90, lì. Chi eravate le persone riunite alla Racchetta? Ero io, Carlo, Carletto Campanella, Aldo Ercolano, poi è sceso Nino Polfirenti, ha portato i fratelli, non mi sto ricordando come si chiamava, che si dovevano interessare per fare questi omicidi. In quell'occasione in quale parte del locale eravate riuniti? Guidotto si chiamavano, i fratelli Guidotto. I fratelli Guidotto. In quell'occasione in quale parte del locale eravate riuniti? Prima ci siamo messi nell'ufficio, prima nella sala e poi ci siamo messi nell'ufficio. Comunque ogni volta che ci andavamo alla Racchetta eravamo sempre nell'ufficio. È entrato Alioto lamentandosi, non è giusto, qui a casa mia, qui si arrivano i vaddi, queste cose. Carlo l'ha guardato e dice, ma insomma, chi se cannopisci? In che senso? Se tu mi devi dare ospitalità me la dai, allora me lo dici chiaro che non c'è sto fatto. Fino ad allora vi erano stati problemi di quel genere con l'Alioto? No, l'Alioto non ha dato mai problemi, se ci andava, era un amico, si metteva sempre a disposizione, da qualsiasi cosa, per mangiare, per metterci nell'ufficio. Comunque, quel poco che ci sono andato io non ha chiesto mai, tranne quella volta alla Racchetta.
Senta, lei prima di quel momento si era recato altre volte alla Racchetta? Sì, sì. E in quelle occasioni aveva mai incontrato l'Aliotto alla Racchetta? Sì, ci andava sempre. Ma l'Aliotto aveva la consapevolezza dell'esistenza di queste riunioni? Sì, certo che lo sapeva, ci vedeva lì, non lo sapeva chi ero io, chi era Aldo, chi era Carlo. Ci piaceva la discussione, soltanto che poi sono cominciati i guai e si è tirato un po' indietro. In che senso sono cominciati i guai? E già cominciavano a nascere i poliziotti che avevamo addosso e ci controllavano, tutte queste belle cose. E allora lui si è cominciato a spaventare dicendo, ah, qui ci vedono la polizia, un po' gli altri mi chiudono il locale. Però prima, quando i tempi diciamo erano migliori, faceva il gradasso. In che senso faceva il gradasso? Ci piaceva che ci andava Nitto Santa Paola a mangiare, Sapuccia Marchese, Aldo, Enzo, io, Marcello, cioè chi ci andava ci stava bene. Poi quando invece i tempi sono un pochettino cambiati ci dava fastidio. Senta, sa se l'Aliotto gestiva o gestisce altri locali? No, che so io, la Costa Azzurra e la Racchetta. Lei alla Costa Azzurra vi si è mai recato? Io ci ho lavorato alla Costa Azzurra. Al di là di queste ragioni, cioè per motivi lavorativi, vi si è recato altre volte? Sì, ci andava a mangiare, si parlava, si faceva per un'estorsione di suo cognato lì a Cannizzaro in un bar, Ascolti, il fratello della moglie. e si è discusso di cosa? Lì Sì, per questa estorsione? cercavo di individuare questi stortori, diceva a Cannizzaro nel bar del fratello della moglie. Ci mettevano lettere anonime dietro la porta, che poi mi sembra che sono state arrestate circa dopo un anno. Chi le riferì di questo episodio? No, mi ha mandato a chiamare Aliotto. E poi il fratello veniva al modulo dicendomi, sai, mi hanno messo un'altra lettera, un'altra cosa, io andavo lì, parlavo con sua sorella, con Aliotto. Non lo so, poi questo qui. E questo in che anno si è verificato? 91, 92. Ora, prima del mio arresto. Un anno prima, 92. Lei ha parlato delle riunioni alla Racchetta, riunioni alla Costa Azzurra ve ne sono stati, che lei sappia? No, se ci andavo qualche volta io a cercare a Salvuccio, a Franco Carilli che mangiavano lì, cioè erano tutti i giorni lì. Cioè, diciamo che a Salvuccio aveva un interesse personale andare alla Costa Azzurra. Senta, stava riferendo di quell'episodio della Campanella quando, dopo che l'Aliotto ebbe a lamentarsi delle riunioni alla Racchetta. Cosa fece esattamente il Campanella? E il Campanella ha guardato Aldo e dice, ma che a fare? Glielo bruciamo sto locale. E Aldo ha detto sì. La stessa sera dice, Maurizio ti interessi tu? Ti interesso io. Ho chiamato due ragazzi insieme a me, uno è morto, uno è vivo, e si è bruciata la Costa Azzurra. Però siccome si è mischiata troppa naffetta alla benzina, sotto suggerimento di Marcello D'Agata, e non è preso fuoco. Ci ha fatto pochissimo danno. E successivamente l'Aliotto ha preso contatti, ha avuto contatti con lei? Con me no. Che contatti doveva avere? Successivamente a questo episodio? No. Cioè l'Aliotto ha saputo del responsabile di questo episodio? No, e da chi lo doveva sapere? Tranne da ora da me che sto collaborando, non penso che glielo raccontavo. Successivamente come sono stati i rapporti con l'Aliotto? È cambiato, era più socievole, parlava di meno. E quelle riunioni sono proseguite? Altri sempre li facevamo alla Racchetta. Quando ci dovevamo incontrare, che era in zona alla Racchetta, se era in quella zona ci andavamo alla Racchetta. Dicevo successivamente all'episodio Sì. dell'attentato. E successivamente a quell'episodio lei ha incontrato l'Aliotto alla Racchetta? Sì, però non si è parlato di niente. Cioè io quando incontravo Aliotto non è che potevo parlare di cose importanti con lui, non avevo niente da parlare. No, le chiedevo, in occasione di riunioni successivamente a quell'episodio era presente l'Aliotto alla Racchetta? No, ma lui veniva, ma non partecipava alle riunioni. Sì. Poi veniva, faceva la battutella e se ne andava. Senta, Alfio Rofino lo conosce? Sì, Chi è Alfio era Rofino? uno dei titolari della Racchetta. Sa se il Rofino fosse o meno inserito in qualche organizzazione? Ma era vicino a Carletto, no, come famiglia Santa Paola no. Diciamo che era vicino a Carletto.
e una simpatia per Carletto. Ha avuto rapporti con la vostra organizzazione? Che so io no. Lei l'ha mai visto alla Racchetta, all'Orofino? Sì, sì. In che arco temporale l'ha visto la Racchetta? Ma quando andavo alla Racchetta lo vedevo sempre. Più o meno quant'è il periodo in cui lei si è recato alla Racchetta? 92. 91. Il motivo è sempre per le riunioni che lei si recava? No, certe volte anche così per prenderci un caffè, no, senza riunione. Si passava, si scendeva. Ma l'Orofino aveva consapevolezza di queste riunioni all'interno della Racchetta? Ci vedeva che eravamo 3, 4, 5 persone che si discuteva. Non interveniva, ma si vedeva, perché metteva l'ufficio a disposizione. E quindi i contatti quando vi recavate alla Racchetta con chi erano? Siccome lei ha parlato anche dell'Alioto e ora sta dicendo anche l'Orofino. Se noi altri avevamo incontri di discutere qualche cosa e si invitavano alla Racchetta, non ci mettavamo, diciamo, nella sala, ma ci mettevamo negli uffici di Orofino o di Alioto, per stare più nascosti, diciamo. Senta, e questi incontri alla Racchetta, che lei sappia, da quando si ebbero? Che so io dopo il 90. Prima io non ci andavo alla Racchetta. Amato Salvatore lo conosce? Sì, cognato di Salvatore Santapaolo. Appartiene a qualche organizzazione? Ma è vicino alla famiglia Santapaolo. Lei ha mai commesso reati con l'amato Salvatore? No, Sa, Santapaolo. appartiene a qualche organizzazione? Ma è vicino alla famiglia Santapaolo. Lei ha mai commesso reati con l'amato Salvatore? No, Sa del ruolo ricoperto? Lei ha detto vicino all'organizzazione Santa Paola, cosa Sì. intende? perché siccome era cognato di Salvatore Santapaolo stava vicino all'organizzazione. Comunque diciamo che un decennio prima lui camminava insieme a Nino Santapaola armati di Kalashnikov, bombe, però il periodo prima che c'ero io, diciamo 81, 80, 82, era uno diciamo dei più... quello che camminava con Nino, va? Poi è caduto in disgrazia del fatto del fratello, del nipote. Cos'è questo fatto del fratello? È il fratello lì che si è voluto allontanare dall'organizzazione, poi gliel'hanno assassinato, poi gli hanno strangolato il figlio del fratello. Il figlio del fratello? Sì, un Per quale ragazzo. ragione lo sa? Ma quello perché voleva sapere chi aveva assassinato a suo padre, che era stata sempre la nostra organizzazione, e poi si sono portati al figlio lì a Montepò e l'hanno strangolato. Mentre la ragione per cui venne ucciso il fratello, il nome l'ha detto del fratello? Non ho capito. Il nome del fratello l'ha detto? Mimmo, sì, Domenico Amato. La ragione per la quale venne assassinato il Mimmo Amato? Ma perché si era allontanato comunque Santapaolo non lo poteva vedere però. Cioè si era distaccato dalla famiglia Santapaolo, già nella vecchia guerra gli aveva dato problemi, scappava dalla macchina, cose, non aveva fiducia a Santapaolo. A distanza di anni l'hanno fatto ammazzare. Stava dicendo Avola? A distanza di anni l'hanno fatto ammazzare e subito dopo il figlio. Questi stiamo parlando che sono fratello e nipote di Amato. Di Amato Salvatore. Salvatore. E di fatti dei quali si sarebbe reso responsabile il Salvatore Amato? Io Salvatore Amato so soltanto Presidente, che che l'opposizione ha già risposto sul punto e ha detto che non si è reso responsabile di nessun fatto. no, con me no, però era sempre uno spacciatore di droga. Sono stati intempestivi. Direi che lei Aspetta, deve qual è la domanda? Qual era? E dei fatti di cui si sarebbe reso responsabile Salvatore Amato? Fra l'altro aveva già fatto riferimento a bombe. Si vedrà l'utilizzo della risposta. Chiedo scusa Presidente, aveva già fatto riferimento al ruolo pregresso del Salvatore Amato in merito alle armi e ad altro, e quindi per questo mi sto inserendo. Sulla droga allora cosa sa Avola?
Io so che lui era uno dei più grossi spacciatori di San Cristoforo, lì nella zona dove abitava lui. Come lo sa Lui e suo cognato, suo cognato? Salvatore Amato e Salvatore Santapaolo. Come lo sa che era fra i più grossi spacciatori? Ma era voce che girava lì, che si parlava, non lo so io, non so indicare chi me l'ha raccontato. Mentre riguardo a quello che stavi dicendo prima, in merito alle bombe e alle armi, Sì, era il periodo 80-81 che camminavo con Nino Santapaolo. e le notizie relative al Salvatore Amato per quel periodo come le conosce? Ma era rispettatissimo come uomo vicino a Santapaolo. Poi è cambiato. Hanno restato insieme al fratello, Nino. Ricorda quando? Credo l'81, 82, comunque quel periodo. Ricorda per quale motivo vennero arrestati insieme al Nino? Se può specificare il cognome di volta in volta. Nino Santapaolo. Sì. Per quale motivo furono arrestati, lo ricorda? Ma come lo so io la storia, scendevano da Lentini, hanno avuto un incidente e hanno trovato i carabinieri o la polizia, il mitra, un Kalashnikov nella macchina, altre cose. Per questo motivo è stato arrestato. Nell'82-81. Senta, lei ha mai saputo dell'inserimento o meno in qualche gruppo del Salvatore Amato? No. Avola, allorché ebbe a parlare dei gruppi in data 5 maggio 94, con specifico riferimento al gruppo della Playa. Ovviamente, signor Pubblico Ministero, è una contestazione che Sì, si accinge sì. a fare, no? Sì, sì. Che ha detto? Che è una contestazione. Ebbe a fare riferimento anche al Salvatore Amato come componente di quel gruppo vicino ad Alfio Fichera. Sì. Ma non è che come responsabilità, ci andava perché come contatto lui aveva con Alfio Fichera, ma non ha fatto mai niente per l'organizzazione Amato, perlomeno da quando c'ero io. No, anche al fine di chiarire come mai lei ha fatto queste dichiarazioni in precedenza. Perché se lui aveva qualche problema, anche il cognato stesso Salvatore Santapaolo, il riferimento era Alfio Fichera o Santo Battaglia. Questo come lo era sa? Perché erano loro che andavano lì. Qual era la zona in cui operava questo gruppo? Amato? No, questo gruppo del Fichera. Il gruppo di Fichera era insieme a Santo Battaglia e operavano dove c'era di bisogno, cioè diciamo che era il bullying, se uno li doveva cercare, però poi erano le persone che giravano. Ora, lei si è mai recato al bullying? Sì, In qualche occasione ha avuto modo mai di vedere o incontrare il Salvatore Amato? no. Forse una volta l'ho visto, ma non mi ricordo. Non ho fatto niente io con Salvatore Amato. L'ho potuto incontrare in 10 anni 4-5 volte, non di più. A Perisanto lo conosce? No. Lei ha menzionato Samperi per la vicenda Standard, ricorda? Sì. Lei ha mai conosciuto i cognati di Samperi? Opposizione, signor Presidente, la domanda così posta nella sua consecuzione è suggestiva. Non si condivide, si rigetta l'opposizione. Non l'ho conosciuto io, cognato. Come dice Avola? Non l'ho conosciuto i cognati di Aperi. Sapevo che queste cognate si chiamavano Aperi, ma non l'ho mai conosciuto. No, chiedo scusa, io parlavo di Samperi. Samperi sì. I cognati di Samperi li ha conosciuti? Ha già risposto, signor Presidente. Graccagnolo, non lo so, e chi? Quello che lei... E quindi stavo dicendo che questo Aperi... Sapevo che ero cognato di Samperi, ma non lo conosco io personalmente. Ho capito.
Una persona soprannominata Usalaro la conosce? Sì, Sa come si chiama questa persona? arcidiacono, Il nome lo ricorda? Francesco. In che occasione l'ha conosciuta, lo ricorda? L'ho conosciuto un paio d'anni fa, era così, me l'hanno presentato, poi abbiamo preso più amicizia, e poi abbiamo commesso un omicidio insieme, perlomeno io, lui era nella macchina, con Aldo Ercolano, e basta, no? Poi sapevo che aveva rapporti di soldi con Aldo, lì nel suo negozio. Qual è Poi questo ci ha fatto omicidio? fare l'incontro di un ragazzo alla fiera che aveva avuto problemi con il fratello di Aldo Ercolano, gli aveva detto una parolaccia al fratello di Aldo e Aldo lo voleva assassinare, perché questo l'ha inseguito fino a casa, tutte queste belle cose. Aldo si è preso il numero di targa e l'ha fatto filare a Sandocono. Quando hanno portato la macchina alla Renault mi ci ha fatto andare dietro a me, a Melino Cirincione, e l'ha fatto assassinare. Dentro la fiera è stato. La fiera. E in che epoca si è verificato questo fatto? Un paio d'anni fa. E il Franco Arcidiacono che c'entra in questa vicenda? Era con Aldo nella macchina. Era lui, erano due macchine, Sandocono, Aldo Ercolano, Arcidiacono, e io e Cirincione eravamo con la motocicletta. Senta, lei poi ha fatto riferimento si occupava di soldi, denaro, ha detto qualcosa di simile. Sì. Può spiegare meglio? Lui aveva un'agenzia, la Mafa, che investivano soldi, gli facevano i prestiti ad alto, diciamo, con l'usura. Ad alto? Usura, va. E questa Mafa a chi apparteneva? Ufficialmente erano altri soci, però c'era Aldo Ercolano, altri suo zio, era una società che usciva soldi da usura, quasi legale. Lei conosce Francesco Marsiglione? Di vista. Lei sa se il Marsiglione ha rapporti con l'arcidiacono? Sì. Come lo sa? Ma li ho visti insieme lì e poi bruciavano dei capannoni per l'assicurazione, perché questa mafia era anche di assicurazione. Facevano bruciare dei capannoni della roba vecchia e si prendevano i soldi dell'assicurazione. E sa di qualche capannone specificamente? Ma lì è Mister Bianco, però il nome non lo so. E questo episodio come lo conosce? C'ero io presente. Ero presente a Mister Bianco che stavamo accompagnando a Santo Battaglia a casa, perché avevano avuto dei problemi sempre per i fratelli i Pildari, come si chiama, e ci stavamo facendo da scorta a sti ragazzi, perché Salare aveva la pistola addosso. E nel frattempo che ci sono andato nel pomeriggio stavano bruciando sto capannone con sta lampadina tascabile e la lente di ingrandimento. Ci mettevano il filo legato con la lente e poi chi sono queste persone, Avola? Erano ragazzi che erano vicini a Santo Battaglia, Maugeri, Giovanni Tropea, poi gli hanno messo la benzina e appena cade il coso prende fuoco il capannone, con tutte le porte chiuse però. E c'era questo Marsiglione. E l'arcidiacono che ci faceva lì? Era lì anche, era interessato a bruciare questo capannone. Esattamente qual era il ruolo dell'arcidiacono? No, il ruolo dell'arcidiacono era... Signor Presidente, le chiedo scusa. Assicuratore. Signor Presidente. Ero distratto. L'ultima domanda del Procuratore della Repubblica, per nostra reciproca informazione, è: qual era il ruolo specifico dell'arcidiacono in questa vicenda? Io mi limito a ricordare alla Corte che peraltro altra volta, non ricordo quando, ha accolto questa forma di eccezione, ho segnato nella mia agenda 21 martedì maggio, Tribunale sezione terza, processo Fire, e l'accertamento su quella specifica vicenda. Veda la Corte se è il caso di consentire che si anticipi il processo. Ma
Incidentalmente può anche conoscerlo. Infatti, Presidente, incidentalmente ne ha già parlato, io ho taciuto. Infatti, incidentalmente se ne è parlato e mi daranno atto i procuratori della Repubblica che le prime domande non hanno sopportato l'opposizione. Ora si vuole andare a fondo sulle responsabilità. Mi si consenta che a questo punto non faccio il processo oggi per essere pagato poi nell'altro. Cioè, voglio dire, Grazie. stiamo parlando dell'arcidiacono, che è imputato in quell'altro. Non solo imputato, si tratta proprio di questa vicenda. Io ricordo che in quell'udienza dove feci questa eccezione, la Presidente ha detto allora si accoglie l'opposizione. Se oggi la si pensa in maniera diversa, io sono soggetto alle decisioni di questa Corte. E si accoglie l'opposizione, possiamo passare avanti. Senta, Avola, ricorda di altri fatti nei quali è rimasto coinvolto, se ve ne sono stati chiaramente, l'arcidiacono? No. Lei ha fatto riferimento alla Mafa. Mi si è Mafa, sì. Mi si è recato lei alla Mafa? Sì. Può dire esattamente dove si trova questa società? Piazzale Michelangelo, Piazza Michelangelo. Può dare una descrizione dei locali dove è allocata questa... Il piano non me lo ricordo, comunque piani alti, il quarto, terzo piano. Entrando c'è una telecamera, porta blindata, e poi si entra nei vari uffici. 2 porte blindate, con la telecamera. Ci sono incontrato quando è stato il periodo della guerra con i Ferrera, che Santo Battaglia e Tropea passavano dal lato di Santa Paola. Poi non ho capito, Santo Battaglia e Tropea? Prima erano con i Ferrera, sto parlando 89, poi sono passati con i Santa Paola. E poi nell'occasione dell'omicidio dei fratelli Marchesi. Cioè, lei si è recato lì per discutere di questi fatti? Sì. Esattamente chi erano i presenti alle discussioni? Ero io, Marcello D'Agata, Aldo e io Salaro, arcidiacono. Ricorda se erano altre persone? No. Ma come mai si sceglievano quei locali? O sono stati scelti? No, quel periodo era quel locale, non è perché, era perché era più sicuro. Niente, poi è arrivato Santo Battaglia e Tropea, hanno parlato con Aldo, che loro non sapevano niente di questa guerra, questa cosa, che era... e sono passati dal lato della famiglia Santa Paola. Lei sta facendo riferimento anche alla una discussione per l'omicidio Marchese, così? Sì, siamo partiti la prima volta da arcidiacono per andare a assassinare i fratelli Marchesi. Poi soltanto che io a 500 metri ho avuto un fermo di polizia e siccome avevo un coltello sotto la macchina, sotto il seggiolino, mi hanno portato in questura a Borgogna e lì è stata l'operazione dei fratelli Marchesi. L'ho rimandata per 15 giorni, 15 giorni, una settimana. E siamo partiti la prima volta dalla Mafa. Lei ha detto di aver conosciuto di vista, ma non ricordo il Marsiglione. Sì, quasi neanche me lo ricordo bene.